Dall'ingresso con lo scanner per la misurazione della temperatura all'assegnazione del numero di accesso fino al primo step con il vero e proprio check-in. Nel primo giorno di apertura della nuova sede vaccinale di Villorba, all'ex Maber, la macchina perfetta messa in piedi dall'ULSS in 2 settimane aveva già realizzato quasi 1000 vaccini in 4 ore. Ho trovato subito il parcheggio, le indicazioni e sono qua da 5 minuti, tocca a casa a me fra poco. Mi sembra bene, bene organizzato, fa un po' paura nel senso che è grande, ti perdi. Tanto spazio ci voleva, così. 20 minuti di media per arrivare alla vaccinazione, poi l'ultimo step con la consegna dei certificati e la prenotazione della seconda dose. Evidentemente soddisfatto il direttore generale Francesco Benazzi. Con oggi l'Hub effettuerà almeno 4.500 vaccinazioni, ma il potenziale è di 10.000 al giorno per snellire così l'afflusso agli altri centri vaccinali. È una sensazione bellissima perché non vediamo code, la gente riesce nel giro di mezz'ora a fare tutto, è soddisfatta e questa per noi è una grande soddisfazione. E proprio qui potrebbero essere destinati spazi anche ai medici di base. I medici di famiglia che vogliono accedere a centri come questo possono venire a vaccinare con noi chi vogliono. Medici di base a cui a breve sarà consegnato il lotto di Johnson & Johnson, arrivato anche nel Trevigiano. I nostri direttori di distretto stanno raccogliendo le adesioni di medici di famiglia per poi distribuire Johnson & Johnson. 18 e 19 maggio sono previsti richiami per le persone vaccinate a domicilio. Fine mese inizierà la formazione per i farmacisti che proprio qui verranno a fare tutoraggio. Il pensiero in questa giornata, andata come sperato, alla fine è stato per la giornata internazionale dell'infermiere che si festeggia proprio il 12 di maggio. Meritano, il titolo di eroi quando è stato dato era veramente perfetto.